Qual è il compito che Dio vi ha affidato? Siate fecondi e moltiplicatevi. L'avete fatto? Ma che roba. Sì. No, nel senso, abbiamo fatto anche qualche stronzata, però dai. Adamo, Sì. cosa ti ha detto Dio dopo che hai fecondato la donna? Continua. E dopo che l'hai fecondata ancora? Continua. E dopo che l'hai fecondata ancora? Apprezzo l'impegno, ma per me no. Come avete chiamato i vostri figli? Guardi, i primi due, Caino e Abele, no amore? Anche se Sì. tu volevi chiamarli come... Io Benji e Fede. Sì, non era, Sì, no, non era poi una erano grande stati idea. presi. Poi ci siamo fatti un po' prendere la mano, siamo arrivati a 140 figli, Sì, no? il pigro qua, no? Dal terzo in poi, invece che nominarli, li ha numerati. Beh, scusami, se permetti è molto più comodo con tutti i tuoi figli. Fanno un sacco di problemi adesso. Sì, devo dire che 113, 118 li pigliano tutti per il culo, sì. Perché 69? E anche lui Dai, è amore. casinatissimo. Sì. Dica. Parliamo un po' della mela. La mela è stata lei, quindi io mi lavo le mani, prego. No. Vabbè, spiego. Spiega, no, dai. perché, scusa, c'era questo grande albero della conoscenza, no? Con tutte queste belle mele rosse succose così, no? E Dio diceva di non mangiarle. Vabbè, però sappiamo com'è Dio, no? Cioè, dai, dice anche cose tipo come i fece al mare, così farà il torrente a Mon. Cioè, si capisce un cazzo, dai. Sì, no, a volte non è chiarissimo, Per favore. devo dire. Sono dei passaggi da decifrare, basta un non proprio... attimo che- Sì, no, è vero, questo è vero. Devo dire, su questo mia moglie ha ragione. Eva, raccontami di quel serpente. Chi? Siete stati visti insieme nel giardino. Certo. C'era la foto su Eva 3000. No, scusa. Certo, dai, scusa. Amo. Io e Snake ci siamo mandati solo degli SMS. Come lo chiami, Snake? Degli WhatsApp, No, scusa, adesso voglio sapere una volta per tutte cos'ha questo più di me. Un coso lungo e dritto 1,5 metri. Basta così, Direi dai. di sì. No, che poi stupido, ha anche quella linguetta che... beh. scusa, no. Eva, Sì. sei religiosa? Sì, sono buddista. Ma che cazzo dici? Sei buddista, scusami. Sono buddista. Da quando, scusami? L'ho letto anche su Vanity Fair, amore. Si sta meglio. Si sta meglio essere buddisti. Ho capito, ma è una vita che siamo con Gesù? Prova a stare con Buddha. Se non ti piace, ripassi a Gesù. Ho capito, ma quanti giga ti dà, scusami? Madonna, dai, lascia No, stare, perché se no Adi. se è conveniente mi butto Ma- anch'io, cioè cosa vuol dire? Ma... Adamo, Sì. cosa ti ha detto Dio quando ha scoperto che avevi mangiato la mela? Con dolore ti procurerai il cibo ogni giorno della tua esistenza, col sudore della fronte mangerai il pane finché non tornerai alla terra, perché polvere sei e polvere tornerai. E cosa hai inteso da queste parole? Beh, che non l'aveva presa benissimo. L'ho visto un po'... Sì. Eva, cosa ti ha detto Dio? Ma ha detto, donna, moltiplicherò i tuoi dolori e le tue gravidanze. Con dolore partorirai figli, verso tuo marito sarai il tuo istinto ed egli ti dominerà. E come hai reagito a queste parole? E ho detto, guarda, va bene tutto, basta che mi lasci la mia ora di acqua gym, il mercoledì alle 11, mi va bene con gli orari. Quando avete iniziato a soffrire veramente? Ah, guardi, subito, perché abbiamo proprio sentito una voce che riecheggiava e diceva Adamo, Eva, per voi Eden finisce qui. Sì. E poi ci hanno invitato alla televisione, siamo andati dalla... Sì. come si chiama la signora? Quella tutta luce, quella fatta di luce. La Fatima? No, aspetta. La Barbara D'Urso, Barbara. sì, scusa, non mi ricordavo. Sì. Sì. E poi Adamo. Dai. Adamo, sentiamo. È passato Italia's Got Talent. Dico, non è ancora Dai, nata fa in una porto, cosa però è una troppo stupidata. Faccio l'imitazione di Mosè che separa le acque. È una cavolata. Fai vedere. Faccio vedere. Sì. Naturale da una parte, frizzante dall'altra. È una È cavolata. uguale. No, l'avevo detto, una stupidata. E lei dice fallo vedere, ma Sì. è una cavolata. Che consiglio dareste a dei ragazzi che vogliono intraprendere la vostra carriera? Siate voi stessi. Che consiglio di merda è, scusami. È una roba di una banalità Allora, lo dicono tutti, non va sconcertante. bene, lo dico io. Ma mi sembra una stupidità. Dai un consiglio tu. Non lo so. Evitate di uscire nelle ore più calde. Bevete tanta acqua. Mangiate molta frutta. Ecco, se potete, evitate le mele. Sì. Signori, per voi Adamo ed Eva!